nuovamente e vi do il benvenuto appunto a questo primo webinar sul quale ci concentreremo sugli aspetti più generali relativi alla protezione dei dati, ai trattamenti dei dati nell'ambito di enti pubblici. Ho impostato questo primo webinar in termini un po' generali, quindi lo scopo sarebbe quello di esaminare dapprima alcuni aspetti di alcune considerazioni generali, quindi sviluppare alcune considerazioni generali e poi vedere più nel dettaglio alcune norme, alcune basi giuridiche che permettono il trattamento dei dati nella pubblica amministrazione, considerate anche delle recentissime novità che ci sono state a livello normativo. Con il decreto capienze è stato infatti modificato in modo significativo il codice della privacy proprio in relazione ai trattamenti effettuati dagli enti pubblici per motivi di interesse pubblico, quindi di interesse. Quindi, come vi dicevo, io appunto lavoro come avvocato studi BMA, di diritto demiano, come ho detto prima, sono anche Data Protection Officer nel comuni del Veneto e quindi ho seguito alcune amministrazioni sin dal 2018 nel processo di adeguamento alle nuove regole sulla protezione dei dati che sono entrate pienamente in vigore nel 2018. E poi, insieme a questi progetti lavorativi, seguo anche un progetto che è un progetto, diciamo, personale, più a tempo perso. Lavoro in questa testata online che si chiama Smart Use, dove pubblichiamo articoli appunto legati all'economia del digitale e ai temi della protezione dei dati e a breve inaugureremo una sezione proprio dedicata ai temi dell'e-government, quindi dell'applicazione delle tecnologie digitali alla pubblica amministrazione. Quindi se vi interesserà approfondire qualche tema, magari potrebbe esserci una base, ecco, qui e poi naturalmente abbiamo dei link che portano le fonti e approfondire la ricerca come ritiene. Dicevo appunto, in quest'oretta vorrei parlare di 5 temi in particolare, cioè una prima con alcune considerazioni generali proprio sulla pubblica amministrazione e i trattamenti dei dati personali. Perché è importante parlare di questi temi? Perché sono importanti queste regole e perché andrebbero seguite e implementate bene nella pubblica amministrazione. E quindi esaminieremo più nel dettaglio le norme applicabili ai trattamenti di dati nelle pubbliche amministrazioni con anche un piccolo approfondimento degli obblighi principali, obblighi che sono posti in linea generale dalla normativa, ma che nelle pubbliche amministrazioni magari hanno qualche particolarità. Quindi le norme, gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni. Poi esamineremo le basi giuridiche per i trattamenti di dati nelle pubbliche amministrazioni e, collegato a questo tema, esaminerò alcune categorie particolari di trattamenti di dati personali che ho avuto modo anche di approfondire nel corso della mia esperienza professionale. Quindi magari possono esserci dei temi, visto che siete tutti dipendenti comunali, ecco, potrebbe esserci qualche spunto interessante, ecco, anche ai fini della vostra attività quotidiana. Dicevo, perché è importante parlare di trattamenti di dati nella pubblica amministrazione? Perché essenzialmente l'attività amministrativa è un'attività che ha un intenso utilizzo di dati personali. Voi tutti nelle istruttorie, nei procedimenti amministrativi, acquisite dati, li trattate, li elaborate per giungere a un provvedimento finale. Un provvedimento finale che molte volte è un provvedimento che attribuisce ai destinatari un diritto, una facoltà, un beneficio. Quindi dall'esito del trattamento l'interessato del provvedimento trae un vantaggio oppure trae un pregiudizio. Quindi è importante che i dati che vengono acquisiti siano acquisiti in modo regolare, che siano esatti, corretti, che siano trattati secondo liceità, perché le conseguenze, anche in ottica di protezione dei dati, sono che un trattamento non corretto porta potenzialmente a una lesione dei diritti, delle libertà degli interessati, di coloro ai quali quei dati si riferiscono. Quindi nell'ambito della pubblica amministrazione credo che ci sia un intreccio molto forte tra le regole sul procedimento amministrativo e
le regole sui trattamenti di dati personali. Un procedimento amministrativo condotto correttamente, in fondo, importa anche che i trattamenti di dati personali siano correttamente effettuati e correttamente impostati. Oltre a questo, le pubbliche amministrazioni sono anche delle grandissime miniere di dati, perché appunto tutta questa attività amministrativa ha come conseguenza che gli enti acquisiscono informazioni, devono trattare, creano immense banche dati, pensiamo soltanto a quella dell'anagrafe della popolazione residente, che sono dati molto preziosi e che hanno anche, come dire, un tema di sicurezza del trattamento e anche di correttezza. No? Tante banche dati magari non sono allineate, magari non sono pienamente interoperabili, quindi questo può portare anche a disallineamenti, trattamenti fatti sulla base di dati non corretti, non aggiornati. E questo è un tema che ha una doppia rilevanza sotto il profilo amministrativo, del procedimento amministrativo e sotto il profilo della protezione dei dati. Vediamo anche che in Italia attualmente ci sono più di 12.000 enti pubblici, quindi 12.000 centri nei quali potenzialmente si svolgono trattamenti di dati personali, trattamenti che naturalmente in base all'ente possono essere più o meno significativi, più o meno impattanti sulle persone fisiche. Quello che fa un comune è molto più impattante sulle persone fisiche, sugli abitanti, rispetto ai trattamenti che magari fa l'ente nazionale dei visi, però insomma capite che tanti enti vogliono dire anche tante banche dati, vogliono dire anche tanti problemi di protezione di questi dati. Io ho portato qualche esempio per capire quali sono le principali banche dati, quali sono i principali soggetti che trattano dati e che hanno un impatto diretto sui diritti degli interessati. Siamo ai registri anagrafici, dove appunto sono riportati i dati delle persone residenti in un comune e che hanno un utilizzo anche per i rilasci di documenti o per la notifica di altri provvedimenti. C'è un coordinamento generale tra le anagrafi anche a livello di diversi enti, per cui c'è un allineamento, quindi qui il problema della correttezza, dell'esattezza è stato risolto nel corso degli anni, ma non sempre è così. Molti enti non sono ancora coordinati o non sono ancora collegati, ad esempio l'anagrafe della popolazione residente nazionale. I registri dello Stato civile, che appunto sono utilizzati anche per definire rapporti, filiazioni, parentela, coniugio, servizi sociali che raccolgono e trattano appunto dati molto molto sensibili relativi appunto a persone deboli, soggetti fragili, e che sono utilizzati anche per l'erogazione di prestazioni molto rilevanti per la vita di queste persone. Così come pensiamo agli ospedali dove ci sono i fascicoli medici, dall'esattezza del fascicolo medico dipende anche magari l'esattezza delle terapie effettuate alla persona quando viene ricoverata. Quindi è importante che questi dati siano trattati correttamente. Così come abbiamo una serie di altri enti, la scuola, l'università, ho portato ad esempio le agenzie fiscali, ma ce ne sono veramente moltissimi, che svolgono trattamenti molto delicati perché impattano direttamente nella vita quotidiana delle persone. E quindi è importante che i dati siano correttamente gestiti, sia sotto un profilo di corretta impostazione dei trattamenti, ma anche di protezione di questi dati. Trattare i dati corretti, trattarli in modo corretto, può essere un modo appunto per assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, che è un principio anche di rilevanza costituzionale, è fondamentale per assicurare i diritti fondamentali delle persone. E tra l'altro esiste nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea una norma sul diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Quindi un diritto fondamentale a che i dati siano correttamente trattati, correttamente gestiti, ma se guardiamo in un'ottica anche più ampia, il corretto trattamento dei dati significa anche una minimizzazione dei dati, una impostazione dei trattamenti che non leda eccessivamente la sfera individuale e la sfera privata di tutte le persone. Quindi anche qui un altro diritto fondamentale è quello del divieto di interferenze nella vita privata e familiare, interferenze non proporzionate, non quindi giustificate in una società democratica. È anche una questione di sicurezza nazionale.
sempre più spesso ci sono atti di cyberterrorismo, di cyberwar, di guerra cibernetica, e quindi atti di sabotaggio che sono diretti agli enti pubblici di un paese ostile, nei quali si cerca di paralizzare le pubbliche amministrazioni per creare un danno alle strutture, alle istituzioni, alle imprese e ai privati. Pensate a un caso di guerra cibernetica nel quale magari si tenti di attaccare i sistemi informativi degli ospedali, di fatto paralizzando magari le terapie e le cure per le persone che sono ricoverate, rendendo inaccessibili i loro fascicoli sanitari digitalizzati. Quindi c'è una rilevanza sempre più ampia di questi temi, anche sotto il profilo della sicurezza, e questo porta anche all'adozione di misure di protezione, di misure di sicurezza sempre più forti, ma c'è anche poi un problema di quali trattamenti vengono fatti, come sono impostati, quali dati vengono trattati e per quali finalità. Ci sono state molte polemiche anche in Italia in questo periodo legate ad esempio al trattamento di alcune categorie di dati, pensiamo ai dati sanitari, i dati sulle vaccinazioni, sui ricoveri, sul stato di guarigione dal Covid, no? Che questi dati vengono raccolti a livello dell'amministrazione sanitaria per certe finalità, per appunto gestire la campagna vaccinale, per gestire fascicoli medici, fascicoli sanitari, ma poi l'uso di quei dati subito, no, nel corso anche dell'emergenza pandemica, dei rivoli inaspettati. E oggi appunto c'è la polemica sul fatto che i dati, ad esempio, delle vaccinazioni siano passati all'Agenzia delle Entrate, si può incrociare per, ad esempio, accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale che è stato recentemente introdotto. E questi sono alcuni esempi. In altri paesi la pubblica amministrazione tratta dati per finalità anche di sorveglianza di massa, quindi questo è un tema, no? Quali finalità sono compatibili col nostro sistema di valori, e in Cina, per esempio, si sta affermando un sistema di punteggio sociale, scoring, per cui ciascuna persona ha, come dire, un punteggio, come la patente a punti, no? Parte con 100 punti, e guadagna punti e perde punti a seconda del fatto che tenga o meno determinati comportamenti. Se attraversa la strada fuori dalle strisce gli tolgono un punto, se è carino con i genitori va a trovarli in casa di riposo e gli danno altri punti. Ecco, il tema è cosa fare, cosa succede poi, qual è la funzione di questo punteggio? Magari attribuire alla persona particolari diritti, no? Facilitare l'accesso al credito, rendere più difficile l'accesso al credito perché magari la persona viene considerata inaffidabile, ecco, penalizzarla, no? Non consentirle magari di svolgere certe attività, escluderla da certi posti di lavoro perché magari è considerata poco affidabile o poco corretta. Capite? Anche questo è un problema di che cosa vogliamo fare di tutti questi dati che nel caso della Cina sono acquisiti, no? Dalle amministrazioni, da questa grande macchina dell'amministrazione cinese che poi utilizza e incrocia dati per questo risultato. Come questi trattamenti siano compatibili anche in un contesto normativo come il nostro, è una bella domanda, ma capite anche è una questione che evolve anche in relazione all'evoluzione del potenziale della tecnica e anche all'evoluzione un po' della sensibilità sociale. Detto questo, quindi, capite un po' l'importanza dei trattamenti di dati nella pubblica amministrazione, individuiamo quali sono le norme applicabili ai trattamenti di dati nella pubblica amministrazione e quelle principali. Ce ne sono moltissime, è un grande profluvio in realtà di regole. Le principali sono 3. Le diciamo che costituiscono un po' il nocciolo duro della disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali. C'è l'onnipresente regolamento europeo 2016-679, il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Un regolamento che dal 2018 disciplina tutti i trattamenti di dati fatti da enti privati e enti pubblici, salvo per quegli enti che perseguono particolari finalità, soprattutto gli organi di polizia
per i quali appunto esiste una direttiva apposita, la direttiva 2016-680, che è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 51/2018. Queste norme stabiliscono i principi fondamentali e individuano anche i principali adempimenti, magari in termini generali, che poi sono specificati da disposizioni nazionali. Per esempio, una delle norme che ancora oggi ha una sua rilevanza è il decreto legislativo 196 del 2003, il cosiddetto codice della privacy, che è stato riformato nel 2018 e che oggi contiene moltissime norme, per esempio in materia di basi giuridiche dei trattamenti nella pubblica amministrazione, e contiene anche disposizioni attuative, ad esempio per i trattamenti per finalità di ricerca medica, statistica, contiene regole sui trattamenti di dati per particolari finalità, anche di rilevanza pubblicistica. Ci sono poi anche altre norme più, ad esempio, puntuali, che disciplinano singole attività amministrative che costituiscono comunque un trattamento di dati. Per esempio, ne parleremo dopo, il decreto legislativo 33 del 2013, no? Che riguarda la trasparenza della pubblica amministrazione e l'accesso civico. Ecco, sono tutte attività che sono attività amministrative, ma che comportano un particolare trattamento di dati personali, che è la comunicazione, la diffusione di dati personali. Ecco che allora, in realtà, nell'ambito della pubblica amministrazione, anche in relazione al principio di legalità dell'attività amministrativa, ecco, sostanzialmente moltissime norme che disciplinano i procedimenti amministrativi o disciplinano attività della pubblica amministrazione finiscono per essere norme applicabili ai trattamenti. Norme che devono comunque essere lette a sistema, quindi essere lette anche in trasparenza con le norme che disciplinano i trattamenti di dati personali. Ci sono poi anche regole specifiche, per esempio, sulle misure tecniche e organizzative che devono essere adottate all'interno della pubblica amministrazione. Per esempio, in tema di misure di sicurezza, anche di sicurezza informatica, esistono dei provvedimenti che sono emanati dall'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. E anche queste sono regole specifiche approvate per la pubblica amministrazione che impongono degli adempimenti che sono adempimenti che hanno rilevanza anche appunto in relazione alla protezione dei dati personali. Ci sono poi delle norme ancora più specifiche legate ad esempio a quegli enti, a quelle entità che sono incluse nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, quindi quelle attività strategiche che devono essere oggetto di una particolare protezione e devono essere assoggettate anche a particolari obblighi di vigilanza e di comunicazione relativamente agli incidenti informatici. Non tutte le pubbliche amministrazioni sono incluse in questo perimetro, anche se si vocifera che alcune proposte di riforma dei provvedimenti europei che hanno dato origine poi al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica vorrebbero includere all'interno di questo perimetro tutta la pubblica amministrazione. Attività forse un po', come dire, ottimistica, però un obiettivo molto ottimistico, però, come dire, probabilmente un risultato al quale si attiverrà, se non nell'immediato futuro, quantomeno nell'arco di qualche decennio, secondo me sì. Detto questo, appunto, vediamo quali sono le basi giuridiche che consentono il trattamento dei dati personali nella pubblica amministrazione. Cosa si intende per base giuridica? La base giuridica è il fondamento, come dire, legale, la norma che giustifica essenzialmente il trattamento dei dati personali, che rende un trattamento di dati, quindi una qualsiasi operazione che importa l'utilizzo di dati personali, lecito, corretto in base al regolamento. Anche per le pubbliche amministrazioni, gli organismi pubblici si applica, come abbiamo detto, il GDPR, in particolare si applicano gli articoli 6, 9 e 10 del regolamento che riguardano i trattamenti di dati comuni, quindi tutti i dati sono diversi da quelli speciali disciplinati dagli articoli 9 e 10, appunto l'articolo 9, i dati appartenenti a particolari categorie, quelli che nel vigore della precedente normativa si chiamavano dati sensibili, e l'articolo 10 relativo ai dati giudiziari, quindi relativi a condanne penali. Quando
pensiamo ai trattamenti di dati nella pubblica amministrazione, ci vengono in mente in particolare due delle basi giuridiche che sono consentite in linea generale per questi enti, e in particolare quelle previste dall'articolo C e dall'articolo E, l'articolo 6 del regolamento. Quindi i trattamenti fatti per l'adempimento di un obbligo legale, che può essere soggetto al titolare del trattamento, quando un'amministrazione è obbligata, no, a fare qualcosa, oppure quando quindi un'attività è doverosa, oppure l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tutte le norme che sostanzialmente disciplinano, per esempio, i procedimenti amministrativi, in qualche modo, hanno questo fondamento. Quindi quando si trattano dati per queste finalità, il trattamento può essere giustificato in base a questa norma. Chiaramente questa è una disposizione di carattere generale, cioè ci dice che un titolare del trattamento, un ente pubblico, può trattare dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, ma non ci dice quali sono questi compiti di interesse pubblico o quali sono questi pubblici poteri. Questa specificazione è rimessa da parte del regolamento alla normativa nazionale. Infatti l'articolo 6 prosegue dicendo: le basi giuridiche su cui si fondano questi trattamenti di dati devono essere stabiliti dal diritto dell'Unione, quindi da regolamenti, direttive o altri atti normativi a livello europeo, oppure dal diritto dello Stato membro in cui è soggetto il titolare del trattamento. Cioè deve esserci una qualche norma, una qualche fonte del diritto dello Stato membro che attribuisce effettivamente a un ente pubblico l'esercizio di questo compito di interesse pubblico, questi pubblici poteri. E la finalità appunto deve essere determinata dalla norma che costituisce la base giuridica, quindi c'è una norma ulteriore che integra la norma generale del regolamento, e soprattutto ci dice anche che il diritto dell'Unione o degli Stati membri deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, quindi deve essere effettivamente votato al perseguimento di finalità che hanno una rilevanza generale, un interesse pubblico, devono essere anche proporzionati. Quindi non sono legittime norme che attribuiscono a un ente pubblico poteri nel trattamento dei dati, nell'acquisizione dei dati, nel processare certe informazioni che non siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Quindi c'è sempre la necessità di bilanciare, come dire, le finalità di interesse pubblico che si vogliono perseguire con un principio di proporzione e, lo vedremo, anche con le regole generali che disciplinano i trattamenti di dati personali. Ora, quali sono quindi queste norme del diritto interno che possono costituire base giuridica dei trattamenti? Ecco, su questo tema c'è stata una recente riforma normativa. Il decreto legge 139 del 2021, cosiddetto decreto capienze, che è stato poi convertito in legge con decorrenza dall'8 dicembre del 2021, ha modificato le norme del codice della privacy che, come dire, specificavano, integravano le previsioni del regolamento europeo e ne davano attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale. E in particolare la riforma non è stata una riforma di poco momento, perché ha sostanzialmente esteso le fonti, tra virgolette, del diritto che possono costituire una base giuridica efficace per la indicazione di trattamenti realizzati, per la disciplina di trattamenti realizzati per finalità di interesse pubblico nell'esercizio di pubblici poteri. Ci dice la norma, infatti, che la base giuridica è costituita o da una norma di legge o di regolamento, che era quello che diceva inizialmente, ma anche da atti amministrativi generali. Quindi non è più necessario che l'amministrazione effettui i trattamenti di dati sulla base di norme di legge, quindi leggi che attribuiscono all'amministrazione un certo potere, leggi che disciplinano un certo procedimento, o norme di regolamento, cioè norme che sono attuative, fonti secondarie che sono attuative della legge normalmente e che possono stabilire delle specifiche regole di comportamento alle quali sono soggette le pubbliche amministrazioni, appunto regole di carattere generale e astratto. Hanno esteso, il legislatore ha esteso con il decreto capienze la
possibilità che la base giuridica sia anche rappresentata da atti amministrativi generali. E sappiamo che la categoria degli atti amministrativi generali, secondo la teoria generale del diritto amministrativo, è una categoria molto molto ampia, quasi potremmo dire indefinita, nel senso non esiste nemmeno una definizione normativa di atto amministrativo generale. Si intende con questa espressione ogni provvedimento amministrativo, quindi non necessariamente adottato dal Parlamento, dal governo o da organi della pubblica amministrazione dotati di potere regolamentare, che però contiene norme di carattere generale destinate alla generalità dei consorziati, alla generalità delle persone. Per esempio, anche regolamenti interni di carattere generale, atti di indirizzo, linee guida, per esempio, atti strumenti di pianificazione, urbanistica, cioè tutti quegli strumenti, tutti quei provvedimenti che non hanno una caratura regolamentare in senso stretto, cioè non sono regolamenti in senso proprio, ma sono comunque provvedimenti amministrativi che hanno la pretesa di stabilire regole di carattere generale ed astratto, appunto adottate a livello, diciamo, dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti, ma quindi si è moltiplicata, per dire così, la platea degli organi che possono stabilire norme giuridiche che possono costituire la base giuridica per un trattamento di dati personali. E questo ha, come dire, reso un po' più sfuggente la nozione di base giuridica, no? Se dire che la base giuridica è costituita da norma di legge o di regolamento aveva un senso, nel senso che appunto con questa espressione si imponeva anche agli enti pubblici di vedere se una certa attività, che impone un trattamento dei dati fosse effettivamente coperta da una norma di legge o di regolamento che per esempio attribuiva un certo potere, attribuiva certi compiti o assicurava o imponeva però il raggiungimento di certi obiettivi. Con questa modifica sostanzialmente si è consentito un po' a tutti gli enti di farsi delle regole in casa, purché in forma di atto amministrativo generale, rendendo, come dire, più ampio appunto il complesso delle basi giuridiche che possono giustificare certi trattamenti. E in più, in realtà, oltre a questo ampliamento delle basi giuridiche, il legislatore è intervenuto anche su un'altra norma del codice della privacy che disciplinava i trattamenti per adempimento di funzioni di pubblico interesse. Cioè, si è sostanzialmente detto, oltre alle basi giuridiche, oltre ai trattamenti che sono appunto previsti espressamente da leggi, regolamenti, atti amministrativi generali, il trattamento di dati da parte di amministrazioni dello Stato o anche da imprese pubbliche che forniscono servizi pubblici locali è consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. E quindi ha, come dire, generalizzato in qualche modo la possibilità di trattare i dati anche senza una base giuridica puntuale. Se non ho una norma specifica che mi dice un atto amministrativo generale, un regolamento, una legge che mi dice che posso fare un certo trattamento, io potrei come pubblica amministrazione dire ma questo trattamento, questa attività ulteriore mi è necessaria per perseguire un compito svolto nel pubblico interesse o per esercitare appieno i pubblici poteri che mi sono attribuiti dalla legge. E questa è una norma molto ampia, che è stata molto discussa ancora di più, perché sostanzialmente rende quasi liberi i trattamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni, imponendo però naturalmente, e lo vedremo dopo, di giustificare quali sono gli interessi pubblici perseguiti con questo trattamento e comunque rispettare le regole generali sui trattamenti di dati personali. Ci dice la norma poi che le norme sono comunque, i trattamenti sono comunque effettuati nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento, abbiamo visto prima, quindi necessariamente devono essere proporzionati, devono essere comunque valutati in relazione
allo scopo che si intende perseguire. E questa norma chiaramente non impedisce l'applicazione di tutte le regole generali sui trattamenti, quindi anche quelle che vedremo dopo, la necessità di valutare, giustificare, perché si vuole fare quel trattamento, impostarlo in modo rispettoso di tutti i principi del GDPR, delle norme speciali che si applicano alla pubblica amministrazione. Una cosa simile è stata fatta anche per quanto riguarda i dati particolari. Si tratta dei dati che appunto sono relativi alla salute, all'origine razziale e etnica, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, alla vita o all'orientamento sessuale, e in questa categoria rientrano anche i dati biometrici, cioè quelli che sono in grado di identificare una persona sulla base di caratteristiche fisiche univoche. E anche qui la norma generale del regolamento 2016-679 prevede che possono essere effettuati trattamenti di questi dati se necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. E ancora una volta il legislatore, anche a fronte del nuovo decreto legge, ha previsto che i trattamenti per queste categorie di dati possano essere previsti sia sulla base di disposizioni di legge o di regolamento, ma anche da atti amministrativi generali, con alcune garanzie ulteriori. Quindi, per esempio, questi atti amministrativi generali devono comunque specificare le tipologie di dati che possono essere trattati, devono adottare misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessi dell'interessato. Quindi c'è un ampliamento delle fonti, delle norme che possono costituire base giuridica per un trattamento di dati particolari, ma con un comunque rafforzamento delle tutele. Lo stesso articolo 2-sexies poi contiene un'elencazione di materie e funzioni delle pubbliche amministrazioni che si considerano di interesse pubblico generale. È una lista molto molto lunga che va dalla gestione dello stato civile alla tutela della salute, al conferimento del non efficiente. Se volete leggerle, comunque sostanzialmente abbracciano un po' tutti gli ambiti di attività della pubblica amministrazione, quindi si è comunque data una particolare copertura a questi trattamenti, dicendo che tutte le norme che riguardano queste funzioni, queste materie, si considerano comunque collegate a questa base giuridica. Quindi queste norme, abbiamo visto, hanno ampliato moltissimo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di individuare una base giuridica per effettuare trattamenti di dati. Sono però davvero, quindi non so, banalmente, la comunicazione di dati a un certo soggetto che poi ha delle regole ulteriori che si saldano con queste che abbiamo visto, oppure l'acquisizione dei dati, ad esempio, per verifica, non so, il tema della verifica per esempio, no, per il recupero di sovvenzioni, per valutare, ad esempio, se c'è effettivamente diritto a percepire certi trattamenti, certe indennità, controlli, eccetera. Ecco, queste norme sono davvero un terra libera a tutti, un lascia passare per ogni trattamento della pubblica amministrazione? Sì e no, nel senso, queste norme sono relative alla base giuridica, quindi ci dicono quando la pubblica amministrazione può dire: io ho una norma che mi giustifica il trattamento dei dati personali che voglio fare. Quindi mi dice anche se questi trattamenti, se questi procedimenti non sono previsti da norme di legge o di regolamento, ma io nei miei regolamenti interni, in atti amministrativi generali, l'ho prevista, comunque posso dire sono giustificato. Oppure, anche se questa attività non è specificamente prevista dalle norme che mi attribuiscono una certa funzione di interesse pubblico, comunque sia, se è complementare, io posso invocare questa base giuridica speciale, no? L'articolo 2.3 Common bis, per trattare certi dati. Però non risolvono il problema del come io tratto questi dati, come io imposto i trattamenti. Quindi tutte le norme che, ad esempio, impongono di trattare i dati in modo lecito, corretto, trasparente, limitare le finalità quanto strettamente necessario per perseguire le finalità, minimizzare i dati che acquisisco. Quindi, anche se perseguo finalità di interesse pubblico, non posso acquisire più dati di quelli che effettivamente mi servono, limitare temporalmente la conservazione di questi dati e quindi valutare per quanto effettivamente devo conservarli,
e poi le norme che precisano il rispetto dei principi di integrità e riservatezza. Quindi è vero che posso trattare più dati, magari posso trattarli per altre finalità, ma la devo fare sempre proteggendoli in modo adeguato. E da tutte queste regole sono regole che hanno poi una sanzione se non le rispetto, perché faccio dei trattamenti illeciti. Quindi anche se voglio invocare queste nuove basi giuridiche, se voglio ampliare i trattamenti che faccio, comunque come pubblica amministrazione devo dare conto del rispetto di questi principi, documentarli in modo adeguato, valutare se effettivamente sussistono i presupposti e lasciare traccia di questo, secondo il principio cosiddetto di responsabilizzazione, o in inglese accountability, che è previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento. Se io, come dire, inizio un trattamento, lo inizio giustificandomi dicendo che è complementare a un compito di interesse pubblico che devo perseguire, ma non ho effettivamente fatto una valutazione rispetto alla effettiva necessità di questi trattamenti e al modo in cui io li ho impostati per capire se ho adeguatamente protetto gli interessati e se ho effettivamente limitato i trattamenti ai dati strettamente necessari, potrebbero venire un domani a muovermi delle contestazioni. E quindi questa considerazione un po' mi porta a collegarmi col tema degli adempimenti che la pubblica amministrazione deve compiere nel organizzare i trattamenti dei dati personali e in sostanza nell'organizzare la propria organizzazione interna, impostare la propria organizzazione interna, perché si è per molto tempo pensato che la pubblica amministrazione fosse un po' immune dalle regole sulla protezione dei dati, che potesse in qualche modo organizzarsi un po' come meglio credeva, senza particolari vincoli formali. In realtà, sempre di più il garante ha spostato l'attenzione sulle attività svolte dagli enti pubblici e ha da diverso tempo cominciato anche a bacchettarli e a sanzionarli se le attività svolte, le attività provvedimentali svolte o l'attività amministrativa svolta non è comunque conforme ai principi di protezione dei dati personali. La pubblica amministrazione quindi è titolare del trattamento ed è in quanto tale tenuta a rispettare gli obblighi del GDPR e ottemperare agli obblighi previsti. E ci sono molte domande che sorgono nel capire quali sono gli adempimenti della pubblica amministrazione e anche per capire come effettivamente attuarli. Per esempio, una domanda che sorge spesso è: chi è il titolare del trattamento? Il titolare del trattamento, diciamo in senso formale, è individuabile nell'ente in quanto tale. Il comune è il titolare del trattamento rispetto ai dati che vengono acquisiti e trattati per l'esecuzione di compiti che gli sono attribuiti dalla legge, ma appunto il titolare del trattamento è l'entità, un soggetto astratto, ma poi il titolare del trattamento in realtà non è soltanto un centro di imputazione astratto, no? Una persona giuridica alla quale imputare certi trattamenti. In realtà la figura del titolare del trattamento ha anche un risvolto sostanziale importante, cioè è colui che decide i mezzi, le finalità dei trattamenti, quindi come trattare i dati e perché trattarli. E allora ci dobbiamo chiedere chi è che nell'ambito dell'organizzazione svolge nella sostanza le funzioni del titolare del trattamento. E questo va valutato in base all'organo e all'ente e alla sua organizzazione interna. Può essere coincidente con il legale rappresentante dell'ente, dipende da come è organizzato l'ente. Per esempio, in certi casi io ho ritenuto che per come era organizzato un ente comunale, per esempio, il titolare del trattamento dovesse in senso sostanziale essere considerato la giunta, perché era la giunta che aveva, in assenza di norme specifiche attributive di una competenza ad altri soggetti, la competenza, ad esempio, ad adottare gli atti di organizzazione interna, per dire se e come trattare certi dati, se e come implementare certe misure di sicurezza, quindi decidere i mezzi del trattamento. Va valutato quindi anche questo in base all'organizzazione. Molte volte magari si tende a individuare anche il titolare sostanziale nel legale rappresentante, ma se poi il legale rappresentante non ha poteri effettivi nella determinazione dei mezzi del trattamento, non è lui che svolge materialmente le attribuzioni del titolare.
Così come altri adempimenti che sono sempre un po' trascurati, ma che sono fondamentali, sono quelli legati, per esempio, alla ricognizione dei trattamenti che vengono fatti all'interno della pubblica amministrazione e al loro inserimento nel registro dei trattamenti. Gli enti, come titolari, dovrebbero appunto fare una ricognizione interna, vedere quali sono i trattamenti di dati effettuati, per quali finalità, e tenere un registro. Questo registro non è un registro, come dire, che viene fatto una volta nella vita e messo da parte. È fondamentale poi per tutta una serie di ulteriori adempimenti che sono legati, ad esempio, all'organizzazione delle modalità con cui quei trattamenti sono fatti, all'adozione delle misure tecniche che devono essere poste in essere obbligatoriamente per proteggere i dati personali trattati e prevenire le violazioni dei dati personali. Quindi impedire che ci siano, ad esempio, delle situazioni di banalmente attacchi informatici esterni, ma anche violazioni interne che magari derivano da magari strumenti non adeguati che finiscono per rendere indisponibili i dati, no? Gli strumenti informatici sono poco affidabili, si guastano e mi impediscono di accedere ai dati per un certo periodo di tempo, quella è una violazione. O che non assicurano che un dipendente fedele non prenda tutto il database dell'anagrafe comunale e lo venda a un'agenzia di telemarketing. Ecco. Quindi, appunto, in base ai diversi trattamenti bisogna anche valutare le misure adeguate. Come faccio a conoscere i trattamenti sui quali devo impostare le misure di sicurezza? Devo avere un registro aggiornato ed efficiente, quindi l'importanza di tenere sempre aggiornato il registro. Le misure di sicurezza, abbiamo detto, devo valutarle anche queste continuativamente. E sapete che l'Agid nel 2017 aveva emanato delle norme per individuare delle misure di sicurezza generiche, no? Misure standard per la pubblica amministrazione, divise in livelli di importanza. Ecco, sono ancora sufficienti rispetto allo stato dell'arte oggi? Ecco, anche questo è un tema da verificare. Sarebbe dunque necessario per le amministrazioni, come per i privati, valutare periodicamente la conformità dei propri trattamenti, per come sono organizzati, e valutare anche, prima di avviare nuovi trattamenti, il potenziale impatto che si potrebbero avere sui diritti e libertà degli interessati. Un'altra cosa che a volte non viene fatta, ma che è fondamentale, è quella di formare un organigramma, quindi capire chi è che materialmente tratta i dati, attribuire a questi soggetti una qualifica e fornire specifiche istruzioni. E qui non è sempre facile capire se una persona è un autorizzato, un titolare o un responsabile, per esempio, quindi capire quali istruzioni possono essere impartite e come disciplinare i trattamenti che fa, il comportamento che tiene nel trattamento dei dati. Ancora un tema molto importante, anche questo è stato poi peraltro posto anche dal garante sotto la lente, quello della nomina dei responsabili del trattamento, cioè tutti quei soggetti esterni ai quali le amministrazioni affidano, per esempio in appalto, i servizi, i trattamenti di dati personali. Banalmente tutti coloro che gestiscono servizi, professionisti, gestori di servizi informatici, sarebbero obbligati questi soggetti questi titolari che nominano dei responsabili a verificare l'idoneità prima di nominarli, a sottoscrivere una nomina conforme all'articolo 28 del regolamento per la protezione dei dati e verificare periodicamente che siano mantenuti questi requisiti di idoneità. Vale poi una regola speciale, dal 1 aprile 2019 i servizi cloud, per esempio, sono stati disciplinati, nel senso che la pubblica amministrazione può acquisire servizi cloud soltanto se sono qualificati e pubblicati sul catalogo dei servizi cloud della PA, tenuto dall'Agid. Quindi si è già in questo senso previsto uno standard minimo che tutti i fornitori devono rispettare, che è attestato dall'inserimento in questo catalogo dei servizi. Detto questo, scusatemi che mi è venuto un po' di rocede, negli ultimi 10 minuti volevo vedere alcuni trattamenti particolari che sono effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sulle quali possono esserci delle questioni interessanti proprio per valutare la conformità
dei trattamenti e valutare anche la corrispondenza dell'attività amministrativa ai principi generali in materia di protezione dei dati. Per esempio, una delle questioni fondamentali riguarda la comunicazione dei dati, cioè la comunicazione di dati a soggetti diversi, la comunicazione uno a uno potremmo dire, cioè la comunicazione a soggetti specifici. Avviene spesso, per esempio, che enti pubblici vogliano scambiarsi dei dati, vogliano quindi un ente, non so, molto spesso mi è capitato la società pubblica che gestisce i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti, chiede al comune i dati dell'anagrafe della popolazione residente per capire se ci sono persone che non pagano il servizio pur essendo residenti nel comune. Può essere fatta questa attività, questa comunicazione? Qual è la base giuridica che la giustifica? Ecco, questo è un tema che è stato oggetto di discussioni, perché non esiste in realtà una norma regolamentare puntuale che lo disciplini. Ecco che con la nuova normativa questo problema è stato in parte risolto, quindi tutte quelle comunicazioni pur funzionali a compiti di interesse pubblico non espressamente previste dalla norma di legge o di regolamento o da un atto ministero generale oggi possono effettivamente essere poste in essere sulla base di una nuova norma che è stata inserita dal decreto capienze, cioè l'articolo 2 ter, comma 2 del decreto legislativo 196 del 2003, che è stato modificato con il decreto capienze. E appunto è previsto con questa nuova norma che la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali comuni, quindi non dati particolari, non dati relativi a condanne penali, possa essere fatta per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio dei pubblici poteri, appunto se prevista, quindi se supportata da una base giuridica, ne abbiamo visto, comma 1, legge, regolamento, atti amministrativi generali, oppure se necessaria ai sensi dell'articolo del comma 1 bis, quindi se comunque connessa al svolgimento di un compito di interesse pubblico. E quindi questa norma ha esteso di molto la possibilità di porre in essere queste comunicazioni di dati fra titolari pubblici, rendendo dunque molto più facile lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni. È un bene o un male, questo non è necessariamente bianco o nero, però ecco, naturalmente queste comunicazioni non sono libere, devono comunque essere supportate da una valutazione a monte della conformità della comunicazione al pubblico interesse e soprattutto devono comunque rispettare i principi generali. Anche la diffusione oggi, quindi la pubblicazione di dati personali in modo, come dire, a una platea indistinta di soggetti è stata un po' ampliata, nel senso che con la nuova norma si è previsto che siano possibili diffusioni e comunicazioni se previste da una base giuridica individuata ai sensi del comma 1 o se comunque sono necessarie ai sensi del comma 1 bis. E anche qui quindi se necessarie a complementare lo svolgimento di un compito di pubblico interesse. Non sono però libere, in questo caso l'amministrazione comunque è tenuta a dare notizia al garante almeno 10 giorni prima dell'inizio della comunicazione di diffusione. Quindi questi qua, soggetti che intendono trattarli per altre finalità, quindi non finalità. Sì, questa norma riguarda, scusate, sia la diffusione sia la comunicazione a soggetti che non perseguono finalità di pubblico interesse o svolgono pubblici poteri. Ecco. Appunto, è consentita sia che ci sia una base giuridica, sia che sia individuato come comunque funzione accessoria al perseguimento di un compito di interesse pubblico, ma comunque è prevista in questi casi sempre la preventiva comunicazione al garante. E questo, diciamo, ha di per sé un'efficacia deterrente, credo che priverà di forza la norma, perché vuol dire comunque porre sotto l'attenzione del controllore, ecco, un'attività che magari se non è espressamente prevista dalla norma di legge può può avere delle criticità, e lo vedremo poi nel prossimo webinar, che le responsabilità poi non sono da poco.
Un altro tema molto molto sentito è quello della pubblicazione quindi pubblicazione di atti e documenti prevista comunque da norme di legge. Principalmente la pubblicità legale, cioè ad esempio la pubblicazione di provvedimenti amministrativi all'albo pretorio o la pubblicazione ad esempio per ragioni di trasparenza, quindi per finalità collegate all'adempimento, insomma delle norme che ci la trasparenza della pubblica amministrazione, per stata la sezione amministrazione trasparente e simili. Ecco. Anche qui ci sono state diverse prese di posizione del garante che hanno puntualizzato come la norma che mi prescrive un certo adempimento pubblicitario, mi impone di dare pubblicità a certi provvedimenti, non è comunque una norma che mi copre rispetto ad ogni diffusione di dati personali. Cioè, il fatto che la norma mi dica tu devi pubblicare il provvedimento per tot giorno o devi assicurare la pubblicità di certi provvedimenti non significa che i provvedimenti possono comunque contenere dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per le ragioni per cui il provvedimento è fatto, oppure che la pubblicazione possa continuare per un tempo indefinito anche oltre il termine della pubblicità legale previsto dalla legge per asserite esigenze di trasparenza nella pubblica amministrazione. In realtà, in diversi provvedimenti, il garante ha sanzionato enti pubblici comuni perché avevano pubblicato troppi dati personali, avevano pubblicato i dati personali oltre il termine di pubblicazione. Per esempio, è stato un provvedimento di febbraio, ma che segue moltissimi altri provvedimenti, è stato detto che la pubblicazione all'albo pretorio di provvedimenti amministrativi che magari hanno dati particolari, dati particolarmente sensibili, è illegittima se si protrae oltre il periodo di pubblicità legale, perché la norma sulla pubblicità dell'atto, sulla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio mi giustifica la pubblicazione per 15 giorni, dal 16° giorno non ho più una norma che mi copre, non ho più una base giuridica adeguata e quindi non dovrei più mantenere la pubblicità di quell'atto se contiene dati personali la cui diffusione non è altrimenti giustificata. Così come è stato censurato, per esempio, il comportamento che aveva tenuto una regione che aveva avuto l'idea di pubblicare online per asserite ragioni di trasparenza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni assistenziali e agevolate risalenti peraltro anche a diversi anni precedenti alla pubblicazione. E anche qua si è detto in realtà non c'è una norma che mi consente questa pubblicità. Si stanno pubblicando e diffondendo dati che sono comunque idonei a rivelare situazioni di disagio, situazioni di fragilità economica senza un'adeguata base giuridica e in modo sproporzionato. Vi ho riportato anche un passaggio di un provvedimento molto interessante del garante che appunto un po' dà conto dei principi che sono valutati per assumere queste decisioni. Dice il garante, la presenza di un regime di pubblicità non può comportare un automatismo rispetto alla diffusione online di dati e informazioni personali, né una deroga ai principi di materia di protezione dei dati personali, cioè la norma sulla pubblicità dei provvedimenti non deroga alla norma sulla protezione dei dati. Quindi quando io pubblico un documento devo comunque assicurarmi che sia rispettato il principio di minimizzazione, cioè che siano pubblicati solo i dati effettivamente, strettamente necessari alla finalità che è perseguita dalla norma che impone la pubblicità, e i dati che sono inseriti nell'atto devono essere adeguati e pertinenti. Cioè, se la norma sulla pubblicità legale è posta per assicurare la conoscenza legale dell'atto, del provvedimento, io dovrei pubblicare soltanto le informazioni che sono strettamente necessarie per consentire la presa di conoscenza da parte dei cittadini del fatto che un certo provvedimento esiste e ha un certo contenuto, ma non dovrei permettere la pubblicazione di informazioni particolarmente delicate che vanno oltre. Ci sono stati dei casi, per esempio, un provvedimento di riduzione delle spese legali che era relativo a un procedimento giudiziario, quindi una determina dirigenziale che diceva liquidiamo le spese, paghiamo le spese all'avvocato
che ci ha seguito in questo procedimento giudiziario, e nel procedimento si dava conto, sì, nel provvedimento si dava conto dell'oggetto del procedimento, di chi era l'attore, di che cosa aveva chiesto, che aveva avuto delle infermità per causa di servizio, insomma, si indicavano anche dei dati particolari che non erano strettamente necessari rispetto al provvedimento. Cioè, nel liquidare le spese all'avvocato, nel pagare la parcella all'avvocato, quindi nel pubblicare il provvedimento che dice ho pagato 5.000 euro all'avvocato che ci ha assistito in questo procedimento, non dovevo necessariamente dire che il procedimento aveva ad oggetto le infermità del dipendente tot che aveva agito davanti al tribunale. Cioè, c'è sempre una proporzionalità in quello che si scrive, c'è sempre la necessità di scremare le informazioni, e questo porta anche, come dire, a un adempimento a fini privacy anche nell'elaborazione del provvedimento amministrativo. Cioè, quando scrivo un provvedimento dovrei stare attento, dovrei bilanciare le esigenze di completezza dell'istruttoria e della motivazione con le esigenze di tutela dei dati personali. Quindi eliminare i riferimenti ai dati che non sono necessari puntualmente rispetto alla finalità del provvedimento, e dovrei, se posso, ricorrere a tecniche di cosiddetta pseudonimizzazione, cioè tecniche che non mi consentono immediatamente di risalire all'interessato, qualora non sia questo strettamente indispensabile per le finalità del provvedimento. Un altro tema che, come dire, ho avuto modo di esaminare, soprattutto nella prassi, era quello della consegna, ad esempio, delle copie delle liste elettorali. Molto spesso vengono poste ai comuni richieste di rilascio di copia delle liste elettorali da parte di soggetti che si qualificano come associazioni oppure che rappresentano di perseguire interessi particolari, interessi generali, e sapete che l'articolo 51 del DPR 223 del 57 consente appunto il rilascio di questi elenchi solo per finalità di studio, di ricerca statistica o per il perseguimento di finalità di carattere socio-assistenziale o di un interesse collettivo o diffuso. Null'altro specifica, e questa valutazione, la valutazione della sussistenza di questi presupposti, è sostanzialmente rimessa all'amministrazione che riceve la richiesta. E però, si dice, questa valutazione deve essere una valutazione condotta in modo puntuale, specifico, e anche sulla base poi delle effettive finalità che vengono indicate dal richiedente, che deve quindi nella richiesta specificare il concreto uso che intende fare dei dati per consentire di valutare se sussistono questi presupposti. C'è una sentenza un po' risalente, ma che comunque ha ribadito questo principio, e che è una sentenza che ha una rilevanza generale. C'è da chiedersi se questa giurisprudenza resti, come dire, attuale anche alla luce di questa modifica del codice della privacy, che sembrerebbe invece aprire alla comunicazione di dati personali anche per finalità diverse da quelle, no, di svolgimento di attività connesse a compiti di interesse pubblico o di esercizio di pubblici poteri. E quindi questo porrà, come dire, sicuramente degli interrogativi rispetto anche al fatto se questa norma prevalga sulla norma generale o se comunque si possa ricorrere alla norma generale per derogare alla norma speciale, previa comunque comunicazione al garante. Un ultimo aspetto che ritengo sia interessante dei trattamenti effettuati da pubbliche amministrazioni è quello dei trattamenti effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza, perché anche questo è un tema molto caldo. No? La videosorveglianza, come dire, oggi avviene attraverso diverse forme, attraverso impianti fissi, per esempio, attraverso le body cam, quindi le camere installate sugli agenti di polizia locale, per esempio, o anche attraverso droni, casi più futuristici. Ecco, anche qui è sempre necessario valutare se esiste un'adeguata base giuridica in prima battuta. E appunto, molto spesso si tende un po' a
estendere la nozione di tutela della sicurezza urbana, che è la base giuridica che è prevista dal decreto legge 11 del 2019 per un po' tutte le attività. In realtà la norma sulla tutela della sicurezza urbana ha una sua accezione particolare che può essere più o meno estesa. Sapete, c'è un decreto legge che un po' definisce la sicurezza urbana non soltanto nella prevenzione di atti criminosi, ma anche in generale nella tutela del decoro urbano, quindi nella prevenzione di elementi di degrado urbano. Quindi magari può essere una nozione che può essere dilatata anche a certe attività, per esempio l'abbandono dei rifiuti, no? L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per verificare che non ci siano abbandoni di rifiuti non autorizzati, magari per sanzionare coloro che pongono in essere queste condotte. E anche qua effettivamente il garante ha nei suoi provvedimenti sulla videosorveglianza, sia in quello del 2010 che nelle nuove PAC del 2020, avallato l'uso di questi strumenti per questa finalità, con la precisazione che dovrebbe essere comunque posta in essere soltanto se non vi siano altri strumenti efficaci meno invasivi. Un altro caso su cui molte volte si chiede se sia possibile utilizzare impianti di videosorveglianza è quella dell'utilizzo di questi impianti per la rilevazione di violazioni del codice della strada. Quindi se io possa utilizzare impianti di videosorveglianza per multare il cittadino che ha parcheggiato in divieto di sosta o che ha fatto guida pericolosa o causato un incidente e è scappato. Ecco, in realtà questo è molto molto dubbio. Perché? Perché ci sono delle norme specifiche, per esempio l'articolo 201 del codice della strada, che richiede che queste contestazioni, l'utilizzo di questi strumenti per la contestazione a distanza di violazione del codice della strada possa essere fatto soltanto con dispositivi omologati o dispositivi comunque specificamente progettati. E la posizione che è stata assunta, quantomeno in tempi abbastanza recenti, anche dalle prefetture, è quella di dire che l'utilizzo di questi sistemi presuppone appunto la presenza dell'organo accertatore. Non posso usare questi strumenti, questi impianti per queste finalità se gli impianti non sono appositamente omologati. Cioè se ho il T-Red che è appositamente omologato per rilevare a distanza, no? Il passaggio col rosso lo posso fare, ma se ho la videocamera che riprende lo stallo dei disabili e vedo l'automobilista che non ha il pass e parcheggia sul posto dei disabili, non posso fargli la multa. Casomai, se in centrale operativa c'è qualcuno che vede, ecco, può mandare l'agente accertatore, ma può essere strumentale questo all'accertamento della violazione, ma l'accertamento in sé deve essere fatto dal funzionario, dal pubblico ufficiale che sia presente nel luogo dove l'infrazione viene commessa. E appunto c'è stato questo virgolettato che riporta una circolare della prefettura che è stata fatta dopo il caso credito di Cerignola, dove appunto il sindaco ha avuto la bella idea di usare le videocamere per mettere le multe ai suoi concittadini che avevano parcheggiato in divieto di sosta. In tutti questi casi comunque, anche qui l'uso del sistema di videosorveglianza richiede che ci sia la valutazione della proporzione dell'adeguatezza degli strumenti, che siano poste in essere delle valutazioni di impatto, quindi che sia valutato se il posizionamento degli impianti sia corretto, se ci siano delle debite ingerenze nella sfera personale delle persone fisiche, se ci sia comunque una compatibilità degli trattamenti con le esigenze di tutela dei diritti e libertà degli interessati. E in tutti questi casi comunque si deve prestare adeguata informativa e quindi esporre i cartelli, no? Le informative visuali che avvisano che quella zona è sottoposta a videosorveglianza. Sulle body cam appunto valgono gli stessi principi e quindi bisogna appunto che siano precedute da una valutazione in base alla accountability della correttezza e della legittimità dei trattamenti, e c'è stato un provvedimento recente del Garante che appunto ha sanzionato un comune che aveva fatto un uso illecito delle body cam. In particolare il sindaco ha avuto la bella idea di farle attivare
nel corso di una seduta di un consiglio comunale particolarmente acceso, no? Per cercare di creare, come dire, un po' di soggezione nella popolazione che probabilmente era un po' agitata rispetto ai temi trattati in quel consiglio. Ultimissima cosa, poi concludo, la comunicazione delle riprese, anche questa è un tema molto delicato, vi posto il tema, ma per esempio se un cittadino va dalla polizia locale e dice mi hanno sfondato la macchina in retromarcia e so che nel posto dove è venuto il sinistro c'è una videocamera del comune, potete darmi le immagini che così io posso identificare il danneggiante e posso fargli causa? Ecco, naturalmente qui manca una base giuridica perché gli impianti di videosorveglianza non sono attivati per queste finalità. C'è stato un caso, appunto, che si è concluso in modo abbastanza recentemente, in cui appunto a seguito di una richiesta di accesso agli atti proprio di queste riprese, al diniego del comune, il cittadino aveva fatto reclamo al garante regionale dei diritti della persona e questo in un parere dell'11 dicembre ha sostanzialmente confermato che il comune ha correttamente negato l'accesso a questi dati. Perché? Perché appunto la registrazione è utilizzata in assenza di un'informativa specifica all'interessato per uno scopo diverso rispetto alle finalità istituzionali per cui gli impianti di sorveglianza comunali sono attivati e gestiti e quindi non si configura un'ipotesi di legittimo accesso in base alla legge 241 del 1990. Detto questo, appunto vi rinvio alla compilazione del questionario di gradimento se avete piacere per darci un po' delle indicazioni sulla modalità con cui i webinar sono effettuati, se avete apprezzato il taglio, se avete ritenuto troppo teorico o troppo concreto, ecco. E comunque se volete contattarmi per approfondimenti, domande, potete raggiungermi ai recapiti che vi indico e naturalmente se abbiamo 5 minuti magari se avete delle domande potete rivolgermi adesso. Sì, ringraziamo intanto l'avvocato Poltran per la chiara esposizione, sempre come tutte le altre volte. Allora, visto che qualche collega ha messo nelle chat la richiesta delle slide che oggi hai presentato, Sì. e quindi dopo se ce le fornisci noi ci arrangiamo a mandarle via mail ai partecipanti che ce lo richiedono. Non so se qualcuno, se hai 2 minuti, se qualcuno ha qualche domanda da fare, altrimenti ci diamo appuntamento per chi continua anche con il prossimo seminario alle 10:30 sulla responsabilità appunto del dipendente pubblico per la violazione dei dati personali. Qualcuno ha qualche domanda da fare? Va bene, allora. Bene, allora ci vediamo dopo le 10:30. Grazie a tutti per la vostra partecipazione.